L'autonomia e quindi l'idea dell'autonomia nasce direttamente dall'interpretazione di quello che è la nostra Costituzione. I padri costituenti sono stati chiari, hanno disegnato un paese autenticamente federalista che è stato gestito purtroppo in maniera assolutamente centralista. I cittadini del Veneto rispetto all'autonomia si pongono assolutamente in maniera forte, identitaria ed oggi sono qui a difendere i dettami dei padri costituenti. Einaudi nel presentare la Costituzione nel 1948 disse: ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta, ed è esattamente l'istanza del Veneto. L'autonomia non divide i territori, del resto non si riuscirebbe a giustificare la visione che abbiamo noi ad esempio di alcune nazioni, si pensi alla Germania che è una nazione federalista piuttosto che la Gran Bretagna o altre realtà. La verità è che l'autonomia è un movimento centripeto, cioè unisce i paesi, il centralismo è un movimento centrifugo, cioè li disgrega. Il Veneto in questa fase chiede di poter dar corso a quanto previsto dalla Costituzione, ovvero la possibilità di poter trattare sulle 23 competenze. I LEP sono fondamentali, sono i livelli essenziali delle prestazioni ed è giusto che tutti i cittadini italiani abbiano le stesse prestazioni con le stesse qualità. L'autonomia è una condizione peraltro anche per definire una volta per tutte i LEP. L'autonomia non affama nessuno perché il dare e avere delle risorse resta sostanzialmente a saldo invariato. L'autonomia non è altro invece che la volontà di dare una competenza o più competenze a una regione in maniera tale che sia più efficiente nella gestione e nella risposta ai propri cittadini. Perché l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. L'autonomia ti impone di rispettare le regole della buona amministrazione, l'autonomia è l'antidoto alla mala gestione. Il governo sta affrontando questa riforma in maniera tonica. Per la prima volta nella storia, nella manovra di governo, l'articolo 143 bis, ad esempio, prevede la definizione dei LEP, mai accaduto fino ad ora. Il ministro Calderoli ha già depositato la sua bozza di legge di attuazione e quindi a Palazzo Chigi, all'ufficio legislativo, c'è già questa bozza, quindi direi che in pochi mesi, cioè 2 o 3 mesi di governo, già si vedono risultati che non abbiamo visto in 5 anni di attesa.